I 20 giorni che hanno preceduto il Natale 2008, il gruppo di volontari Pastori del Brenta ha raccolto 20.000 euro, cantando nenie e canzoni popolari in vari esercizi pubblici, per lo più ristoranti situati lungo la riviera del Brenta, tra Padova e Venezia. Sono il frutto di donazioni spontanee destinate alla ricerca sul cancro. L'assegno bancario è stato staccato dal presidente dei pastori, Paolo Dalla Costa, e consegnato durante una conviviale da Dotto di Campagna, in località Torre di Ponte di Brenta, alla dottoressa Maria Ines Colnaghi, direttrice scientifica dell'AIRC, Associazione per la ricerca sul cancro, che ha sede nazionale a Milano. Abbiamo capito che il tumore si può curare bene, senza dover pagare troppo in qualità di vita, perché le terapie sono affrontabili con molta più serenità, meno aggressive, meno difficili da sopportare, e quindi si può convivere col proprio tumore tenendolo dormente tranquillamente, con una cura che deve essere ciclicamente ripresa, ma senza nessun trauma e con una qualità di vita assolutamente normale. Ve ne sono ancora alcuni, purtroppo, che non abbiamo capito fino in fondo, e quindi c'è bisogno ancora di capire di più, conoscere di più, cercare di più, ed è qui che la ricerca sta concentrando i suoi sforzi maggiori. Anche quest'anno abbiamo raccolto 20.000 euro, i quali con soddisfazione e con ancora più merito, nel senso di entusiasmo, di capacità, perché come voi tutti sapete il periodo è veramente triste per tutti, perché la crisi si sente anche nelle offerte, nonostante abbiamo trovato ancora più soddisfazione nel raccogliere questa cifra, perché la gente, pur non avendo la possibilità o avendo meno possibilità, hanno offerto con maggiore entusiasmo, con maggior sacrificio, e questo ci gratifica ancora maggiormente. Alla cerimonia con i pastori del Brenta hanno preso parte il direttore generale dell'ULSS di Padova, Fortunato Rao, il noto ricercatore padovano Luigi Chieco Bianchi e il direttore dell'IOV, Istituto Veneto Oncologico, Alberto Amadori. La battaglia contro il cancro è difficile, non può essere vinta da una persona singola, non può essere vinto da un solo ente pubblico, per quanto grande sia, ma può essere vinta però dall'assieme dei soggetti che vogliono operare, che hanno interesse e volontà di operare in questo campo. Noi stiamo spostando i fondi verso la prevenzione. La prevenzione, secondo me, è oggi destinata ad avere un ruolo di primissimo piano, perché solo attraverso la prevenzione riusciamo a ridurre il numero poi dei malati, riusciamo a ridurre soprattutto i danni che queste persone avranno. Stiamo lavorando fortemente con l'area degli screening. L'area degli screening, pensate che soltanto nell'area dello screening mammografico abbiamo 54.000 persone oggi che sono oggetto di questo screening, 54.000 donne, e presto saranno 65.000 quando arriverà anche l'area di Pieve di Sacco all'UL16. Quindi sono numeri elevatissimi, ma il cancro può essere sconfitto se si mettono insieme prevenzione, ricerca, cura e soprattutto se c'è la solidarietà, il cuore generoso delle persone di Padova. È difficile ora dire altre forme di tumori che possono oggi purtroppo portare a morte in maniera abbastanza diffusa, per esempio i tumori ancora del polmone, i tumori del pancreas. Ecco, questi sono tumori che si diagnosticano tardivamente e pertanto sono anche curabili molto male. Per questi tumori bisogna ancora lavorare, ricercare, e quindi credo che ancora nei prossimi decenni ci sarà ancora molto da fare per la ricerca. Se la ricerca non viene sostenuta, e soprattutto sostenuta appunto da quello che è la cittadinanza, quello che è il pubblico, e questo appunto la ricerca non può reggersi semplicemente con i contributi del governo, con contributi statali, perché questi sono molto
molto pochi, diciamolo pure in termini reali, e comunque assolutamente oggi non sufficienti per portare avanti appunto questo tipo di lavoro. La somma raccolta dai pastori del Brenta sarà destinata per istituire una borsa di studio annuale per una o un giovane laureato in oncologia del Veneto. Sarà intestata alla memoria di Ermanno Pasquetto e Francesco Scanferla, noti imprenditori e benefattori. Avete regalato lavoro di ricerca per un anno a un ragazzo o una ragazza straordinaria.